Rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sociosanitari, un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede ma che divide anche la stessa maggioranza di governo. Per l'ordine dei medici però non ci sarebbero molti dubbi. Da un punto di vista deontologico il concetto della obbligatorietà della vaccinazione è assolutamente, per gli operatori sanitari evidentemente, è assolutamente pacifico. Vale la priorità della salute collettiva rispetto alla libertà di seguire la salute individuale. Guarini sposa poi la posizione del presidente dell'Ordine Nazionale Anelli, che ha parlato di un patentino di immunità. Come requisito essenziale per i reparti critici, quindi mi riferisco a terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia. Ecco. Il presidente dell'Ordine di Treviso liquida così eventuali mal di pancia che potrebbero nascere all'interno della categoria. Un collega che ha avuto una formazione scientifica non possa diciamo, liberarsene e assumere posizioni assolutamente aleatorie semplicemente per spirito di contrarietà. Ma se dovessero arrivare forme di rifiuto, L'obbligo del rispetto della deontologia deve diciamo in qualche maniera prevalere, insomma gli ordini dovrebbero vigilare anche su questo aspetto.